Euroregione News. Masterchef Medio Friuli. Sarà l'effetto di tutti i programmi televisivi dedicati alla cucina, dove abbiamo appreso che ci sono più imprenditori di successo con ristoranti in ogni parte del mondo e giri d'affari da milioni di dollari che cucinieri. Oggi a livello nazionale l'iscrizione degli alunni alle scuole superiori vede in classifica al primo posto stabile il liceo scientifico, ma in seconda posizione ci sono gli istituti alberghieri. Tra gli ultimi nati c'è quello del Medio Friuli all'interno dell'ISIS Linussio di Codroi, poi insieme all'Istituto per i Servizi Commerciali Turistici c'è quello specifico per i servizi alberghieri e enogastronomici. Abbiamo chiesto alla coordinatrice, professoressa Gloria Perosa, una descrizione delle peculiarità dell'Istituto Codroipese. Oggi il cuoco, l'imprenditore alberghiero, l'imprenditore che lavora nel mondo della ristorazione deve avere una solida preparazione di base, deve avere creatività, deve avere spirito imprenditoriale, e questo si acquisisce grazie a una solida cultura. Questa è alla base, no? Quindi noi crediamo che un istituto professionale di 5 anni che permette quindi ai ragazzi, volendo anche di continuare lo studio all'università, in ogni caso, oggi abbiamo le facoltà di turismo, abbiamo una facoltà di gastronomia anche, e quindi i ragazzi volendo possono continuare anche dopo l'università, oppure si inseriscono nel mondo del lavoro con le spalle ben solide. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.